Scatman's World. Allora ragazzi, oggi devo spiegare alcune cose. Questa sarà l'ultima tappa del Giro d'Italia e voglio fare Roma-Milano e spiego il perché. Perché io dal prossimo video voglio sotto i commenti, allora praticamente sotto i commenti di questo video e del video dopo successivo che sarà di Flight Simulator, mi dovete scrivere la tappa che volete. Quindi non so, guarda, come la prossima tappa voglio, non so, Venezia, Parigi, ora 18 del pomeriggio per dire. Quindi voi mi scrivete questo tutti quanti, dopo io controllo e quelle che, non so, la tappa più richiesta o la meta più richiesta o comunque quella secondo me più bella, e la faccio chiaramente tutto il mondo. Certo, se mi chiedete Tokyo, New York, è chiaro che è lunghissima, però mare italiana andando veloce con la simulazione posso anche farcela. Però è chiaro che più la tappa è corta o comunque normale, più possibilità ci sono di far vedere più cose. Quindi questa sarà l'ultima tappa del Giro d'Italia, perché ragazzi far solo l'Italia dopo un po' mi spacco i coglioni, nel senso voglio fare anche l'Europa e il mondo. Quindi ripeto, sotto questo video voi mi scrivete ora come voglio questo, io le leggo tutte, quella che reputo più bella, quella più richiesta, io la vado a fare, ok ragazzi? Così è anche una serie abbastanza interattiva dove anche voi potete partecipare, e anche l'orario, che mi interessa se volete di notte, di giorno, tramonto, quello che volete. Adesso ragazzi io sono qua a Roma con il mio MD 8182, che è il mio aereo preferito, e sono con la compagnia aerea Volotea, e ringrazio tantissimo Giovanni Rizza che mi ha supportato nel trovarmi questa livrea e mi ha dato una mano. Insomma è un espertissimo di aerei, un esperto di questo gioco, quindi lo ringrazio. Sei un grande Giovanni, veramente un abbraccio, sei disponibilissimo, gentilissimo, un grande proprio. Ok Giovanni, quindi un saluto a Giovanni Rizza. E adesso ragazzi andiamo. Perfetto, ciao. Però sono un deficiente, perché bisogna fare questo, visto che è l'ultimo Giro d'Italia, perché purtroppo poi ecco una cosa ragazzi, sui voli che mi andate a chiedere, nelle vostre richieste cercate di fare destinazioni con ILS, perché purtroppo non sono capace di atterrare normalmente, cioè nel senso non ho imparato. O mi insegnate voi ragazzi a fare Vorro, quel cazzo che è, o veramente ho bisogno solo di voli ILS. Comunque ci sono temporali perché ci sono lampi. Quindi ragazzi aspetto tante richieste perché ho voglia di giocare, quindi scrivetemi pure quello che volete e mi raccomando ILS, o se no scrivetemi bene come cazzo fare col VOR, perché io ho guardato anche il tutorial di Igor, ma non riesco bene a capire sinceramente come cazzo si fa a fare un volo VOR, roba così insomma. Ok ragazzi, bene. Vai ragazzi, si va, ci sono lampi in giro, quindi veramente Roma è un tempaccio clamoroso. Roma. Si va verso Milano Malpensa e niente fioi. Nel prossimo video ci facciamo anche giri per l'Europa, perché veramente, cioè, è bello far tutto. Se solo l'Italia dopo un po' Milano, un po' i maroni, anche perché l'ho fatta 50 volte anche da solo, quindi è normale. Eccolo qua, questo aereo per me è il più bello, cioè il più elegante di tutti, c'è troppo. Prendiamoci tutta la pista e chi se ne frega, tanto il Cume può tutto. The best Cume in the world. Vola! Vola con tanto fiato in gola. Ragazzi siamo arrivati alla quota di crociera di 15.000, siamo in direzione Milano Malpensa. Il tempo è come sempre una figata, molto favoloso. Eccoci qua, il nostro volo per. Siamo in direzione Mailanus. Eccoci qua, guarda che bello. Qui però con gli add-ons, Flexible, cambio camera troppo veloce. Superbo, è superbo. Ok, molto molto bene. Ragazzi, nuvolone incredibile e vai di momento Quark. Allora ragazzi, ho lasciato Roma, la città eterna, una delle città più belle del mondo, per arrivare a Milano, una delle città invece italiane. Insomma, quando pensi a Milano pensi tanto al Comenda, quindi ragazzi giochiamo in casa perché il Comenda anche a Milano spacca di brutto.
E poi ragazzi a Milano c'è un'opera d'arte che è stata per tanti anni la cosa più bella del mondo, una delle 7 meraviglie del mondo, ed era il primo posto, proprio la prima meraviglia del mondo, ma che adesso invece purtroppo sta crollando nella disperazione, nel fallimento, nello schifo, nel vomito. Ragazzi, questa meraviglia era la C Milan di Milano, ragazzi. Purtroppo era una delle squadre più forti del mondo, se non la più forte, ragazzi. Ha vinto come nessun'altra squadra nel panorama europeo e mondiale, ma purtroppo un giorno qualcosa si è rotto ed essere la più grande meraviglia del mondo è diventata, lasciamo perdere ragazzi, la depressione è altissima. La depressione è altissima. Comunque ragazzi, scherzi a parte, Milano città che fa dell'industria del lavoro la sua arma principale, quindi a mio parere città meravigliosa, perché io amo Milano, cioè quando vado a Milano vedo lavoro, quindi il Comenda sta bene. E comunque può vantare anche uno dei derby più belli del mondo e due squadre, non so se c'è un altro derby con due squadre che hanno vinto così tante Champions League e così tanti campionati di questa importanza. Adesso purtroppo tutte e due sono messe un po' male, l'Inter è messa un po' meno del Milan, però insomma dai, non possiamo dimenticare la storia dice che Milano è la patria del calcio ragazzi, punto e anche basta. E da Piero, Alberto, Giovanni, Stefano, Angela e tutti. Ragazzi, mancano 60 miglia all'incirca. Abbiamo già le coordinate per l'avvicinamento ILS, pista 17. Scende il tramonto balanese. Eccoci qua. Guardate che bello ragazzi, con il nostro polo che è. Quanto mi piace questa compagnia aerea, non ci trovo. È una livrea semplice, ma mi piace troppo, non c'è niente da fare. Migazze. Le nuvole sono un po' meno, però verso Milano sembra che c'è ancora brutto tempo, che palle. E noi siamo qua. Discesa a 8.000, ormai siamo vicini, siamo a 29 miglia da Milanus. Eccoci qua. Brutto tempo a Milano purtroppo, brutto tempo a Milano. Un po' come a Roma nella tappa precedente. Eccoli qua. Mamma che roba, guarda che roba. Quella lago di Garda, quella a destra forse. Non vorrei dire cagate però. Che bello, guarda che spettacolo. Solo un po' di sì però, Ok. 2500. Ragazzi, quest'ultima parte qua la devo fare non in diretta. Mi è messo un problema all'aereo, nel senso praticamente il volo terra mi dava come si dice, la discesa automatica, quindi ho dovuto cambiare aereo, poi ho messo l'Alitalia 737, non capisco il perché, poi magari chiedo anche a Giovanni cosa è successo, boh, un vaneggio comediano insomma. Comunque dai, siamo ormai arrivati a Milano, tutto bene. Adesso ragazzi aspetto veramente i commenti da parte vostra perché voglio capire dove deve andare il Comenda, lo sapete, rotta, orario di partenza, il tempo metto sempre il tempo reale e chiaramente possibilmente destinazioni FR, così da non fare atterraggi manuali. Dopo se volete chiaramente il maneggio comendiano con atterraggi manuali non FR li posso anche fare, però poi non incazzatevi se sono atterraggi da comendone obeso, ecco, perché chiaramente lo sapete, questo gioco per me è un divertimento. Non lo faccio certo per fare il professionista, cose così, insomma, mi rilasso, cerco di fare il possibile e basta. Ecco, comunque l'atterraggio è andato bene, tutto straregolare, non ho capito sul discorso dell'aereo, veramente un vaneggio di proporzioni clamorose. Dai, lasciamo l'ultima parte dell'atterraggio in silenzio. E niente ragazzi, saluto il comandone veneziano, aspetto i vostri commenti per le prossime tappe dove volete voi, perché la decisione spetta a voi. Ciao!
luggage is tucked under the seat in front of you or in an overhead bin. Flight attendants will be passing through the cabin one last time to do compliance checks and to collect all remaining service items. Italian Alpha Zulu 73.